È il giorno delle polemiche dopo le nuove accuse lanciate dal consigliere 5 Stelle Davide Scano sulla presunta mancanza di trasparenza nel bando comunale per 60 nuovi sostituti gondolieri. Nel mirino del pentastellato la lista anonima circolata nei giorni precedenti alla prova, coi nomi dei futuri vincitori della selezione. Oltre la metà sono stati indovinati. Nulla di strano, spiegano i Pope, quello del gondoliere è un lavoro che necessita di molta pratica ed è probabile che si sappia chi si allenava per farlo, ma Scano insiste. Molti dei concorrenti dicono che la prova era abbastanza fasulla, che è durata pochissimo e quindi mi chiedo sinceramente come i 4 commissari abbiano potuto decidere a cuor leggero chi era idoneo o chi non lo era. Anche perché, lo ricordo, questi ragazzi hanno pagato 150 euro di diritti per fare questa prova di 2 minuti, 3 minuti di voga a gran segreto dentro l'Arsenale. I candidati bocciati nelle prove sono pronti a fare ricorso, assistiti dall'avvocato Jacopo Molina, che contesta le modalità delle selezioni e l'ipotesi di un interesse privato nel bando del comune. Non ho nulla contro i gondolieri, puntualizza ancora Scano, ma le regole in città devono essere uguali per tutti. Devono capire semplicemente che si tratta di un servizio di trasporto pubblico. Non è una cosa loro la gondola, non è una cosa loro la licenza, e è un servizio di trasporto pubblico non di linea che quindi va gestito dal comune secondo delle regole ben precise. Contro il grillino sono piovute accuse dall'amministrazione comunale, che ritiene sia stata lesa l'immagine della città. L'assessore alla viabilità Renato Boraso, destinatario delle interrogazioni di Scano, ha annunciato che presenterà querela per diffamazione. Oltre a leggere bene il curriculum di Giuseppe Conte, ironizza, il consigliere pentastellato dovrebbe informarsi meglio e sapere che tra le mie deleghe non c'è il traffico acqueo, che è di competenza del sindaco. Sono le solite frasi dette da chi non ha alcuni argomenti. Dicano che ho dichiarato il falso, dicano che ho sbagliato, ma non dicano che ledo l'immagine della città. La città va tutelata soprattutto sul fronte dell'onestà, della correttezza e della trasparenza. Piccata anche la reazione del delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, per nulla addolcito dagli ottimi rapporti tra Lega e 5 Stelle a livello nazionale. Noi possiamo col forse, sembra e qualora fosse, possiamo dire tutto e di più, ma non è politica. La politica dell'infangamento non è la politica che noi vogliamo.